Gemona del Friuli, 13 luglio 2023. Buongiorno a tutti voi cari amici. Oggi partirei proprio da qui, dalla piazza centrale, piazza Garibaldi, che si intreccia con via Caneva, Carlo Caneva. Vedete la zona, oggi è una giornata mite, dopo la pioggia e il vento di questa notte. Siamo, come dicevo, via Carlo Caneva e da qui siamo vicini proprio alla chiesa, anzi all'ex chiesa Madonna delle Grazie. E questa, che prima del terremoto era appunto la chiesa Santa Maria delle Grazie, non è stata ricostruita, è rimasta così, come vedete, per ricordare questo spazio. Ma accanto a questo spazio vedete già quella palazzina grande che è l'Università delle Scienze Motorie. Questo è lo spazio dell'ex chiesa, ora viene utilizzato per qualche manifestazione particolare, per qualche manifestazione culturale oppure musicale. Viene usata anche dai bambini della scuola materna per qualche recita scolastica. Ecco qui la freccia che indica Università delle Scienze Motorie, ma questo cartello che vedete indica un percorso di vita. Vi invito a partecipare con me, a vedere questa zona. E proprio qui, passando accanto alla palazzina Università delle Scienze Motorie, inizia il percorso di vita, o meglio il percorso della salute, possiamo chiamarlo. Un piccolo giardino, un tappeto verde e poi questi fiori di oleandro. E già qui vedete un po' tutta la zona, tanto verde, tante piante, tanta natura viva. Ebbene, ci accingiamo a salire queste scale per iniziare il nostro percorso. Ed ecco il cartello con la spiegazione: le 3 cinte murarie di Gemona. Iniziamo il nostro percorso. Per la veemenza del vento e della pioggia di questa notte vedete anche un albero caduto. Vedete poi tutta la zona. Siamo proprio in questo periodo in cui i fiori sbocciano, fanno vedere la loro bellezza. E siamo giunti in un luogo panoramico, da cui si vede un po' tutta la zona, non solo Gemona, Bassa, ma anche Osopo, Trasaghis e gli altri paesi che circondano la nostra città di Gemona. Troviamo anche alberi da frutto, questi fichi ormai maturi, pronti da cogliere e gustare la dolcezza di questo frutto. E camminando piano piano sono giunto, come vedete, proprio sulla parte più alta, sulla sommità, in cui troviamo proprio queste antiche mura di Gemona. Diciamo appunto
cima muraria, la cinta muraria, eccola qua. E proprio da qui, dalla parte più alta, girandomi verso la zona pedonabile, avete più o meno un'idea della bellezza, ecco, questi tornanti con persone che camminano e questi alberi che danno ossigeno e danno vita, ecco il percorso di vita, il percorso della salute. Ebbene, proprio da qui allora, dalla parte più alta di questa zona di Gemona del Friuli, un cordiale saluto a tutti voi, a nome anche dei miei confratelli, padre Giuliano, padre Luigi, di tutti gli stimatini che sono passati da Gemona. Ecco, una buona giornata, un caro saluto e un arriviodisi, mandi, cari amici.